Scontro tra sindaci e ministro dell'interno Salvini sull'applicazione del decreto sicurezza, ma dal Veneto il Carroccio fa quadrato per difenderlo e anche chi non è leghista è scettico. La legge va applicata. Il vice premier Di Maio oggi ad Alleghe, Rocca Pietro, il leader politico dei 5 Stelle, interviene sull'autonomia, va data subito, dice, smentisce il reddito di cittadinanza agli immigrati. 2 cittadini albanesi fermati dai carabinieri a Jesolo sono sospettati di aver tentato di uccidere un connazionale di 25 anni che si era salvato bussando alla porta di una famiglia. Pedinato e rapinato dell'incasso della giornata, vittima un pizzaiolo di Montebelluna che cade e si ferisce, malviventi in fuga con assegni contanti per 17.000 euro. 2 feriti in 2 diversi incidenti nelle ultime ore nel Padovano. A Merlara un'auto è finita nel canale per il ghiaccio, in gravi condizioni un ciclista investito a Legnaro. Ieri la Camera Ardente a Fossalta riporta Gruaro, oggi i funerali, Valdagno, città in lutto, si ferma per l'addio al conte Umberto Marzotto, commozione tra la gente per un uomo semplice. Il 1° gennaio ha portato con sé un compleanno speciale per gli alpini trevigiani e vittoriesi, in particolare compie infatti 40 anni il loro grande vecchio, il mulo iroso. Buongiorno e ben ritrovati in diretta con l'informazione di Antena 3, questa è la nostra prima edizione e cominciamo dunque, come avete capito, dai titoli, dalle polemiche scatenate nelle ultime ore da diversi sindaci, in particolar modo del centro-sinistra sul fronte italiano contro il decreto Salvini. Il Carroccio dal Veneto fa quadrato e anche chi non è leghista, a dire il vero, è scettico, sostenendo la legge e va applicata. I sindaci leghisti alzano le barricate, nessuno tocchi il decreto Salvini che dà ai primi cittadini maggiori poteri nelle rispettive città. Non sono i soli in Veneto, anche un esponente PD come Sergio Giordani, primo cittadino di Padova, pur critico rispetto al decreto, è scettico sull'opportunità di ribellarsi allo Stato. Da Treviso, che ha registrato la prima espulsione dal territorio grazie alle nuove norme, il leghista Mario Conte attacca i colleghi di Palermo e Napoli, Luca Orlando e Luigi De Magistris, accusandoli di fare solo propaganda. Una mera strumentalizzazione da parte di coloro che rappresentano quel partito che in realtà aveva riempito le città di clandestini e di richiedenti asilo con delle politiche assolutamente senza logiche che hanno creato un sacco di disagi e che i cittadini ben conoscono. Conte va oltre e invita l'Associazione Nazionale dei Comuni a prendere le distanze dai primi cittadini ribelli. Non si può sposare queste posizioni di non applicare le leggi dello Stato. Credo che chi lo fa deve essere considerato un fuorilegge e non può sicuramente parlare a nome di un'associazione dei comuni. Quindi sono convinto che lo farà e comunque lo invito a farlo il Presidente De Caro, a prendere le distanze da tutti quei sindaci che tra l'altro rappresentano anche l'ANCI, che chiedono di non rispettare le leggi dello Stato. Inaccettabile non applicare una legge dello Stato, conclude il sindaco di Treviso, ed è giusto che chi si spinge a tanto ne risponda. Intanto spero che questi primi cittadini la smettano con questo show e si allineino con le leggi dello Stato. Diversamente il Ministro farà le sue valutazioni e soprattutto gli organi competenti valuteranno quali sono le posizioni e soprattutto le conseguenze per questi sindaci che non rispettano le leggi dello Stato. Se ognuno di noi facesse così in base a ciò che piace o non piace, credo che non ci sarebbe più lo Stato. Quindi questa posizione non è accettabile e devono assolutamente allinearsi a quelle che sono le leggi. E di spot elettorale da parte dei sindaci del centro-sinistra ha parlato poco fa il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio, che come promesso sapete oggi è tornato sui luoghi colpiti dall'alluvione dello scorso ottobre-novembre, in particolar modo nel Bellunese. Era ad Alleghe poco fa, andrà a Rocca Pietro nel pomeriggio. Oltre a questo tema ha commentato anche quello del reddito di cittadinanza, andrà ai cittadini italiani, dice lui, smentendo dunque le ricostruzioni di stampa che parlano di una bozza, sapete, diversa su questo, ma ha parlato anche di autonomia, sentiamolo.
Ma l'autonomia io... Proviamo a rimandare un po' alle calende greche, quello che... No, lo stiamo facendo, ho preso un impegno con i veneti e l'avremo portato in Consiglio dei Ministri prima di Natale, ed è stato così, e nei prossimi giorni abbiamo degli incontri importanti, risolutivi su una serie di punti, ma come ci siamo detti nel cronoprogramma, per febbraio deve essere pronto il documento che poi il Presidente del Consiglio deve discutere con i Presidenti di Regione. Non c'è nessuna volontà di disattendere il referendum, l'autonomia a questa regione, come alla regione Lombardia, come a tutte le altre regioni che lo chiederanno, si deve dare in un'ottica di un'Italia che resta sempre un'Italia solidale, perché io non credo che i veneti vogliano togliere ad altre regioni, vogliano soltanto l'autonomia che hanno chiesto con un referendum e gli sarà data perché gli deve essere data. Quindi la ministra Grito... No, guardi, io in questi giorni vedo che si sta giocando con i nostri ministri a provare a dire di chi è la colpa del fatto che l'autonomia non è stata ancora data al Veneto. L'autonomia al Veneto sarà data e stiamo lavorando al massimo della nostra forza e della nostra volontà per ottenere questo risultato il prima possibile. Si parla però di reddito di cittadinanza per gli immigrati. La smentisco perché la legge, come abbiamo sempre detto, è una legge che riguarda il reddito di cittadinanza per coloro che sono cittadini. Ed è un fulmine a ciel sereno la decisione di Miriam Giuriati, sindaco di Casier nel Trevigiano, di lasciare per motivi di salute. Davvero pochi sapevano. Lascia la carica di sindaco fino a data da destinarsi. Shock a Casier per la decisione dettata interamente da motivi personali del sindaco Miriam Giuriati, costretta ad assentarsi dalle funzioni di primo cittadino. È un comunicato in mattinata a diffondere la notizia di cui pochi avevano intuito la gravità. Auguro a tutta la nostra comunità un nuovo anno ricco di serenità e di amore, scrive il sindaco. Non potrò essere fisicamente presente, come ho cercato di fare quotidianamente in questi quasi 5 anni da sindaco, ma posso garantire che il mio primo pensiero è ogni giorno per le cittadine e i cittadini di Casier e di Dosson, con la speranza di tornare al più presto nel pieno delle mie funzioni di sindaco. I poteri dell'amministrazione ora passano al vice sindaco Simona Guardati. Sandona di Piave, nel veneziano, in lutto per la morte dell'ex assessore Silvestri, madre di 4 bimbi. Ci aggiorna in diretta Tiziana Bolognani. Tiziana. Sì, buongiorno. A San Donà c'è sgomento e commozione per la morte di Milena Silvestri, l'ex assessore di San Donà di Piave, dipendente del Comune di Venezia. Si è arresa a un cancro contro cui ha lottato strenuamente ma che alla fine l'ha sopraffatta. Milena Silvestri era molto conosciuta per il suo impegno nella politica veneziana, aveva aderito alla Lega e sotto il simbolo del Carroccio era diventata consigliere comunale durante il primo mandato della sindaca Francesca Zaccariotto, che alla sua seconda esperienza amministrativa la chiamò in giunta a ricoprire il ruolo di assessore all'ambiente. Milena Silvestri aveva 47 anni, lascia 4 figli, tutti in tenera età, oltre al marito. I suoi funerali saranno celebrati domani pomeriggio alle 15 nella chiesa di San Giuseppe Lavoratore a San Donà di Piave. È tutto, a voi. Grazie a Tiziana Bolognani. 2 cittadini albanesi di 32 e 46 anni sono stati sottoposti a fermo di indiziato dai carabinieri per il tentato omicidio di un connazionale di 25 anni. Ricorderete che aveva chiesto aiuto bussando a un appartamento di Jesolo, a Venezia, perché ferito da 2 colpi di pistola all'addome e a una gamba. Il provvedimento è stato eseguito nella tarda serata di ieri. I fermati sono stati condotti al carcere di Venezia in attesa della convalida da parte della Procura della Repubblica. Il giovane ferito aveva chiesto aiuto a una famiglia abitante in una casa in prossimità dell'argine del fiume Piave, appunto a Jesolo. Pedinato e rapinato dell'incasso della giornata è caduto invece sabato scorso all'ex titolare della pizzeria di Montebelluna. Pedinato e rapinato dell'incasso della giornata è caduto sabato scorso all'ex titolare della pizzeria La Terrazza di Montebelluna. Giampiero De Cesaro, 68 anni, si era intrattenuto in pizzeria fino all'ora di chiusura. All'uscita aveva contanti e assegni per 17.000 euro custoditi in un borsello.
Una presenza che evidentemente non è passata inosservata, come probabilmente l'abitudine a recuperare con queste modalità l'incasso di uno dei locali storici di Montebelluna. De Cesaro sarebbe stato pedinato e poi rapinato mentre stava aprendo il cancello dell'abitazione. Nel tentativo di salvare il borsello, la vittima è caduta sul selciato mentre il rapinatore con il bottino si allontanava a bordo di un'auto condotta da un complice. Impossibile per De Cesaro l'inseguimento a causa del forte dolore dovuto dalla rottura del piede nella caduta. Ora saranno le immagini delle telecamere della zona a dare maggiori indizi alle indagini avviate subito dai carabinieri. De Cesaro, a causa della frattura, è stato ricoverato all'ospedale con 15 giorni di prognosi. E poi c'è il meteo, il forte freddo di queste ore, anche il vento soprattutto nelle zone delle Dolomiti, delle montagne, 2 feriti in 2 diversi incidenti nelle ultime ore nel Padovano, a Merlara un'auto è finita nel canale proprio per il ghiaccio, in gravi condizioni anche un ciclista invece investito a Legnaro. Forse per il fondo stradale ghiacciato, brutta avventura per un automobilista che mercoledì sera è finito ruote all'aria in un canale a Merlara, nella Bassa. Il conducente è rimasto ferito. L'incidente è successo in via Finale, dove in soccorso dell'automobilista sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Este, che hanno messo in sicurezza l'auto, e il personale sanitario del SUEM, che hanno portato il ferito all'ospedale di Schiavonia per controlli. Mentre è in gravi condizioni all'ospedale di Padova un ciclista che nel pomeriggio era stato urtato da un furgone a Legnaro lungo la strada piovese all'incrocio con via Vescovo ai confini con Vigo Rovea, finendo rovinosamente a terra. La dinamica del sinistro è al vaglio della polizia stradale. È probabile che le cause siano state la nebbia e la scarsa illuminazione pubblica. Tanto sul fronte delle previsioni, lo sentiremo anche al termine del telegiornale, almeno fino a domenica sul Veneto persisteranno venti da nord, sui monti con sensibile calo delle temperature, con bassi livelli di umidità nelle valli e sulla pianura. Cielo in prevalenza limpido, sereno, proprio come in questi minuti, le temperature rispetto a ieri alla media saranno più basse anche sensibilmente. Contro il gelo e la neve di queste ore sono stati mobilitati anche i trattori degli agricoltori di Coldiretti su fronte nazionale, utilizzati per pulire le strade e distribuire il sale contro il pericolo del ghiaccio. Una misura attivata dall'organizzazione a fronte dell'ondata di maltempo in tutta Italia, segnata da temperature in picchiata fino a 10 gradi con gelate e neve anche a bassa quota. Poi il altro fronte è quello dell'inquinamento, cioè il semaforo verde da parte dell'ARPAV. A Padova, per esempio, non scatterà il blocco tanto temuto nel giorno della Befana, il commercio tira un sospiro di sollievo proprio perché sabato inizieranno i saldi. L'aria è respirabile secondo l'ARPAV. Diffuso in mattinata, il bollettino ha decretato che non c'è stato il temuto sforamento del livello del PM10 per il 5º giorno consecutivo. Nessuna allerta arancione, a Padova resta tutto così com'è. Un sospiro di sollievo dato che il blocco dei diesel Euro 4, che sarebbe partito domani, sarebbe scattato a ridosso del 5 gennaio, il sabato di avvio dei saldi. I commercianti avevano fatto sentire la loro voce nei giorni scorsi, chiedendo una deroga, ma da Palazzo Moroni, sindaco e giunta avevano fatto sapere che il regalo di Natale, quando per decisione del primo cittadino il blocco arancione era stato evitato, non sarebbe stato ripetuto a ridosso della Befana. Salvi i saldi, che già partono con i timori di una possibile recessione, salvi i falò delle vece che si accenderanno in tutta la provincia tra sabato e domenica. Valide tutte le ordinanze previste per la pausa natalizia, che arriva però fino a venerdì 4 gennaio, che per ora permettono di fatto a tutti i veicoli di circolare. Un ragionamento sulla morte della piccola Grace, ricorderete a Mira la notte di Capodanno, quanto si è potuto scoprire era malata dalla nascita. Ci aggiorna in diretta Ilaria Marchiori. Buongiorno da Marghera, dove la comunità evangelica nigeriana si sta stringendo attorno ai genitori di Grace, la bimba di 6 mesi venuta a mancare la notte di Capodanno durante una celebrazione in Banchina dei Molini, in attesa di festeggiare la venuta dell'anno nuovo. Da 2 anni i genitori vivono
a Mira condividendo il tetto con un anziano con cui poi sono entrati in relazione grazie alla parrocchia. I genitori e 2 fratellini maggiori quella notte stavano partecipando alla cerimonia con la bimba che dormiva nella carrozzina quando la mamma si è accorta che qualcosa non andava, che non reagiva più. Sono stati inutili tutti i tentativi di rianimarla e così anche la corsa all'ospedale. E ieri è emerso che la piccola Grace soffriva dalla nascita di una grave patologia genetica, dunque potrebbe non essere stato solo un rigurgito la causa della morte per l'arresto cardiocircolatorio. I genitori erano a conoscenza della malattia al punto che dopo la nascita la bimba era costantemente seguita dai medici dell'ospedale e anche sottoposta a controlli e terapie periodici proprio per monitorare, mentre il comune di Mira ne garantiva il trasporto tra l'abitazione e l'ospedale. Anche il sindaco Doria ha manifestato la sua personale vicinanza e il cordoglio di tutta la comunità mirese nell'attesa che vengano chiarite le cause della morte e fissata la data dei funerali. Da Marghera è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Ilaria Marchiori, ulteriori aggiornamenti ovviamente nei telegiornali di questa sera a partire dalle 19. Ora con le immagini di Federico Fusetti facciamo vedere alcuni istanti della celebrazione di questa mattina. È l'addio al conte Marzotto, in centinaia, lo vedete a Valdagno. Questa mattina alle 11 il lutto perché si è fermata l'intera città per i funerali del conte Umberto Marzotto, l'uomo gremito, il paese vedete, a lutto si è fermato, dicevamo questa mattina, nel dedicare il proprio affetto molto grande. Era davvero legato questa città, la città di Valdagno, alla famiglia Marzotto e al conte Umberto in particolar modo. Dal pulpito il parroco ha citato la parabola dei talenti dicendo che il conte aveva fatto fruttare i suoi nel lavoro e nella propria famiglia. Umberto Marzotto, pensate, era stato battezzato proprio qui il 1° maggio del 26, nel giorno che poi sarebbe stato dedicato al lavoro negli anni successivi, e già questo ha un significato molto importante. Ricordo poi anche del figlio Matteo, come già fatto ai nostri microfoni nella giornata di ieri, oggi invece anche dal pulpito. Chi pagherà la tassa di sbarco? Ora torniamo a Venezia, non sicuramente i residenti in Veneto, e l'appello al governo da parte del governatore Zaia è fortissimo. Esclusione per i veneti, non si discute, i veneti non possono pagare la tassa a Venezia. Luca Zaia è lapidario. Nessun veneto dovrà pagare per mettere piede nel capoluogo della sua regione. La presa di posizione del governatore, netta e ultimativa, segue quella del suo assessore al turismo Federico Caner, che applaudiva l'imposta ma a condizione non fosse indirizzata ai residenti nella regione, e del presidente del Consiglio Veneto Roberto Ciambetti. Bene far pagare i turisti, scandiva il leghista, ma non possiamo considerare tali quanti vivono e risiedono regolarmente in Veneto. A questi cittadini, che hanno in Venezia la loro capitale e punto di riferimento culturale, oltre che politico e amministrativo, non si può applicare una tassa di ingresso. Non solo i veneti, ma tutti gli italiani dovranno essere esonerati dal pagamento, rilanciano dal Movimento 5 Stelle veneziano. Nessuno di noi sapeva di questo provvedimento, confessa ai suoi compagni di partito la senatrice Orietta Vanin. La Lega con noi del Veneto non parla. Abbiamo appreso in aula che c'era un emendamento del governo su Venezia e ne abbiamo preso atto. Se ci fosse stata una condivisione coi parlamentari ne sarebbe uscito un testo diverso. E ora Cornuda, con il sindaco, sapete, travolto dagli insulti della rete, perché reo, secondo gli haters, così gli odiatori della rete, di aver assolto i botti di fine anno. Lui ha annunciato querele, pronto a difendere anche i Panevin nelle prossime ore. È solo un esempio della valanga di messaggi con insulti e auguri certamente non graditi che stanno giungendo al sindaco di Cornuda. Per la rete lui è colpevole di istigazione al botto irrazionale, ovvero quelli che si lanciano e che sono stati lanciati per festeggiare l'inizio del nuovo anno. Lui la spiega così. Le televisioni ci hanno mostrato immagini stupende di tutte le capitali in cui si festeggiavano con fuochi pirotecnici, lo facciamo qui anche noi e veniamo tacciati di insensibilità o comunque di inciviltà. Per il sindaco, come sempre, le estremizzazioni non vanno bene. D'accordo che i botti, oltre che rumorosi, sono pericolosi, ma una tradizione è una tradizione e seppur in sicurezza va rispettata.
Su una popolazione di 750.000 persone che abbiamo in provincia di Treviso, solo 2 casi. Credo che il territorio di Treviso, della provincia di Treviso, è fatta di persone che hanno un'altissima civiltà, che si sanno comportare anche in questi momenti. Per cui se alla fine si vuole festeggiare con una fontanella o con fuoco di artificio, penso che per quei 20 minuti non ci sia niente di male. Di sicuro questa polemica, come si dice, a Cornuda ha fatto il botto, con tutti a commentare davanti all'edicola del paese. Diciamo che una gran parte, quelli che ho conosciuto, quello che ha parlato assieme, non era d'accordo con le affermazioni del sindaco. Pur rispettando il signor sindaco. In prima linea contro il sindaco gli animalisti, in guerra da tempo con i botti che impauriscono cani e gatti, ma anche la fauna selvatica. Da loro sarebbero arrivati i commenti più pesanti, ora sul tavolo della locale stazione dei Carabinieri. Ho fatto alcune denunce al comando dei Carabinieri proprio perché comunque si è arrivati a insulti molto pesanti da clima politico degli anni 70. Ecco. Non lo dice esplicitamente, ma per Sartor siamo al terrorismo integralista di matrice animalista. Sono esagerati e non capiscono effettivamente quali sono le vere politiche per tutti gli animali, e anche qua vorrei dire che gli amministratori, anche quelli che non fanno le ordinanze, fanno invece tante cose per tutelare gli animali domestici e non. Sindaco che non solo non lascia correre, ma anzi raddoppia la polemica, aggiungendo i panevin. Ho visto che già iniziano con le polemiche sui panevin, che sono forme di inquinamento elevato. Anche qui si chiederà ai sindaci di intervenire per vietarli, e anche su questo io sono assolutamente contrario. Se cominciamo comunque a chiudere a qualsiasi ipotesi di persone, alla fine non so cosa ci resta da fare. Finiremo magari in casa con uno smartphone a vedere cosa succede per il resto del mondo. Pochi istanti di pubblicità e poi 2 ricorrenze importanti. Vetro. Prima edizione, torniamo in diretta. Il fiocco è rosa, ma lei si chiama Azzurra, è la prima nata del 2019 all'ospedale All'Angelo di Mestre. Andiamo a conoscerla. Fiocco rosa all'ospedale All'Angelo di Mestre. La prima nata del 2019 si chiama Azzurra. È venuta alla luce 51 minuti dopo la mezzanotte, segnando il record del nuovo anno. È la primogenita di mamma Susanna e papà Enrico di Camponogara e al momento della nascita pesava 3,5 kg. Il secondo invece è di Marghera e si chiama Jordan, nato con parto naturale alle 4,58. Il direttore generale Dalbene è andato in sopralluogo negli ospedali per i tradizionali auguri di buon anno agli operatori e ai ricoverati, dedicando un saluto speciale ai neoarrivati e alle loro famiglie. Ritengo importante esserci a Natale, a Capodanno, ma come in tutti i giorni dell'anno, ma in particolare in queste 2 festività, per sentire direttamente dai miei collaboratori come vanno appunto le cose in appunto festività molto particolari, molto sentite, e quindi ci tengo di essere appunto tra loro in queste 2 giornate. L'ospedale All'Angelo è l'ospedale hub della provincia di Venezia e quindi deve avere quelle caratteristiche tali da assicurare tutte le garanzie possibili appunto a chi viene ricoverato in questa struttura, e sta evidentemente avendo questo risultato anche appunto nella percezione della gente, e questo ci fa molto piacere. Il 31 dicembre nella Serenissima ci sono state 5 nascite, una a Chioggia, 1 a Dolo, una a Venezia, una a Mirano e una a Mestre. Nel 2018 si sono registrati a Mestre 2013 nati, a Chioggia 525, a Dolo 589 e a Mirano 911, per un totale di 4.038 nati nell'ULSS 3 Serenissima. Ma il 1° gennaio ha portato un altro ricordo importante, l'abbiamo seguito più volte negli ultimi anni, è il compleanno del mulo Iroso. Iroso, l'ultimo mulo alpino ad aver svolto il servizio militare, compie 40 anni. Età eccezionale, quella della matricola 212 che festeggia tradizionalmente il compleanno il 1° gennaio. Il suo biglietto d'auguri glielo hanno preparato il proprietario Antonio De Luca e le penne nere del reparto Salmerie di Vittorio Veneto, che da sempre lo accudiscono. Un grande manifesto affisso lungo la strada provinciale ad Anzano. 40 anni non sono pochi, perché come ormai tutti sanno quasi, ha l'equivalente di 120 anni umani, per cui è un limite, come dice, è un traguardo raggiungibile da pochi. 40 anni per un mulo, forse qualcun altro è arrivato, ma di cui si abbia notizia Iroso è l'unico.
Per l'Epifania Iroso, salute permettendo, dovrebbe tornare a mostrarsi al pubblico. L'occasione sarà la festa della sezione degli Alpini a Montaner di Sarmede, ma ad attendere il veterano c'è una vera e propria festa di compleanno che potrebbe svolgersi il 27 gennaio. Noi abbiamo in programma una celebrazione, ci riuniremo domani sera per decidere quando, ma chiaramente entro questo mese qua, perché tra l'altro convenzionalmente appunto compie gli anni a gennaio, sostanzialmente essendo nato nel primo semestre, e dopo la sua ultima uscita ufficiale, che è stata quella di Veneto il 17 giugno dell'anno scorso, ormai, cioè al raduno del Triveneto degli Alpini, vediamo se riusciamo a metterlo in vetrina anche magari in questa occasione. Io penso e spero di sì. Bene, resta solo il tempo di ricordarvi che questa sera c'è 20:10, torna, sarà ospite la consigliera regionale del Partito Democratico Alessandra Moretti, con la quale parleremo di molti temi di attualità, la legge di bilancio, il reddito di cittadinanza, la protesta di alcuni sindaci sul fronte del decreto sicurezza. Ora, previsioni meteo per la giornata di oggi. Grazie, ci rivediamo a partire dalle 18:30 con i nostri telegiornali. Buona giornata. Unique Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Ben ritrovati al meteo. Sul Veneto cielo sereno o poco nuvoloso in tutte le province. Temperature minime intorno ai -6 ai -3 gradi. Valori massimi intorno ai 2-6 gradi. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Cielo sereno in tutti i settori. Temperature minime che si aggirano intorno ai -5 e -2 gradi circa. Valori massimi intorno ai 3 e 4 gradi. Vediamo infine la situazione meteorologica nel Trentino Alto Adige. Tempo in prevalenza soleggiato su tutti i settori. Temperature minime che si aggirano intorno ai -11 gradi. Valori massimi intorno ai -3 e -2 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Unique Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.